La ripresa c'è e si vede sia sul versante del PIL che dell'occupazione. In questo quadro le famiglie avranno, anche per effetto di tredicesime più robuste, il budget più elevato degli ultimi 10 anni. Ma questo non sembra essere sufficiente a imprimere, a dare un'accelerazione ai consumi di dicembre. Le famiglie useranno le maggiori risorse disponibili per fare il punto dei loro bilanci e magari un viaggio e una cena al ristorante in più, ma la spesa per i regali di Natale sostanzialmente sarà in linea con quella dell'anno scorso, 166 euro pro capite. La parola chiave per comprendere questo Natale, sospeso tra la fine della crisi e una vera crescita, è fiducia. Fiducia, un ingrediente fondamentale che si può irrobustire solo in un modo: dare una prospettiva certa di riduzione delle tasse.